Buongiorno. Possiamo dire che Luca sei? Che Luca, cioè non ho capito. Certo, amici, Luca Zaia, preferisci la dizione governatore del Veneto o presidente di regione? Ma guarda, io sono stato battezzato il nome Luca, chiamatemi Luca che è meglio. Luca e basta, Luca e basta. E Luca ci ha chiesto la previsione puntuale perché giustamente anche in qualità di governatore della regione si è aveva inventato due paroline da dire Enrico il Bagnino. Luca, hai tutto il tempo che vuoi per redarguire Enrico il Bagnino sulle previsioni fatte nel Veneto. Vai. Ma guarda, io vi dirò una cosa, che a me sembra un po' come la famiglia Adams, cioè questo bagnino non funziona, nel senso che le nuove sempre nei posti sbagliati. Siamo d'accordo con te, siamo perfettamente d'accordo con te. Allora, ho anche l'impressione che dovrebbe uscire dall'ombrellone poi per fare le previsioni, perché altrimenti vede sempre il nuvolo dove non c'è. È vero, è verissimo. Senti, il Veneto è bellissimo, orribile. Andrò in Veneto. Addirittura. Enrico, puoi ripetere. Esatto, Enrico rimani lì perché ci fa piacere scambiare due parole con Luca, che tra l'altro insomma è un amico di vecchia data di Radio DJ. A DJ ti conoscono personalmente tutti tranne noi, che evidentemente non abbiamo partecipato a quella vita a discoteche del nord. No. Che anni erano, Luca? Anni 90? Sì, erano gli anni 90, pensa che moltissimi ragazzi hanno potuto studiare lavorando in discoteche, io sono uno di quelli e devo anche dirvi ragazzi che in quegli anni quando nasceva Radio DJ nei fine anni 80 e quindi con il boom di Radio DJ molti ragazzi hanno studiato e sono ragazzi che poi trovo in molte posizioni anche importanti della società, cioè quindi vuol dire che la discoteca comunque a tutti noi ha dato una mano. Certo. Io continuo a dire, lui ci ride sempre, siamo tutti figli di Albertino, inteso come appunto Albertino, il DJ Albertino, perché c'è stata una generazione che cresceva solo ascoltando il DJ Time. Senti Luca, penso ti farà piacere, qui con noi ci sono i ragazzi di Radio Immaginaria, che sono questi giovani che hanno inventato questo network bellissimo per i ragazzi che vogliono fare radio. Pensa che bello, in un paese in cui tutti vogliono fare televisione, loro no, loro vogliono fare radio. E c'è una ragazza che è di Padova, Angelica, Angela, perdonami, che si è preparata una domanda per te. È una domanda difficile? No. Non è che ci attacca quel telefono, a noi non piacciono le polemiche. Nessuna polemica, vi prego, Angela. Prego. Faccio una domanda diretta perché voglio una risposta precisa, se è possibile. Vorrei sapere che cosa vorreste fare per i giovani nel 2014. Bella domanda. Precisissima questa domanda. Noi abbiamo un sacco di progetti, c'è da dire, ne cito uno per tutti, che con la finanziaria regionale che si chiama Veneto Sviluppo vogliamo dar vita a un finanziamento per le start-up, cioè per quelle attività dei ragazzi, quindi con una sorta di prestiti d'onore per dare una mano ai ragazzi ad iniziare delle attività. Questo è quello che vogliamo. Posso chiederle allora, visto che ci sono già sedi di Cremona e poi Bologna e anche Castelguelfo. Parlando di Radio Immaginaria. Esatto, volevamo chiederle se è possibile anche a Padova prendere una. Allora facciamo una cosa seria, 041 279 28 63. Ecco, così non ce n'è nessuno. Non te li devo giocare, non 041 279 28 63, mi chiamate, venite a trovarmi e mi spiegate meglio il progetto. Guarda, Luca, noi ti ringraziamo tanto e volevo farti invece una domanda io, perché il Veneto è meraviglioso e lo conosciamo tutti. Magnifico. È la regione più amica di Radio DJ. Assolutamente. Ed c'è sempre il bel tempo che ne dica Enrico. Ma c'è un posto che puoi consigliarci al di là delle mete che conosciamo tutti? Perché Venezia è facile da dire, ma un posticino, il classico posticino. Ma guarda, io ho 581 gioielli, sono come la madre di Gracchi, quindi ho 581 comuni. Però vi dico una cosa, se qualcuno volesse andare a Venezia ricordatevi che ci sono le isole che spesso non sono visitate, Pelestrina, Torcello, Murano, Burano, e lì ci sono un sacco di, per dire, si va a Torcello si va a vedere il trono di Attila, magari molti non lo sanno, no? È il mosaico. Esatto. Il mosaico, ovviamente il mosaico e altre cose. Oppure dico altri esempi, un comune piccolissimo della provincia di Treviso, il più piccolo della provincia di Treviso, che è Porto Buffoleo, con il ponte levatoio per entrarvi, e poi la grande ristorazione delle nostre colline, il prosecco, la marrone.
sentire il prosecco. Stiamo facendo questo intervento, Luca, perché ci teniamo ad avere delle casse di prosecco qui in radio per festeggiare il Natale. Senti Luca, ti abbracciamo gli amici del Veneto, vi auguriamo veramente un buon Natale e a prestissimo. E sull'Italia tutta, andate in Italia, fate le vacanze in Italia, soprattutto in un periodo come questo, chi può permettersele ovviamente. Grazie Luca, grazie, ciao, buona giornata, auguri. Ciao.